Tragedia a Mira, un poliziotto della questura di Venezia avrebbe prima sparato alla moglie infermiera all'ospedale all'Angelo, poi avrebbe rivolto contro di sé l'arma uccidendosi. Dietro al gesto forse una crisi di coppia. Sotto shock l'intero paese di Mira, il drammatico racconto dei vicini di casa della coppia. Prima abbiamo sentito le grida, poi gli spari e abbiamo chiamato i soccorsi. Aggredisce la moglie colpendola con una cintura davanti ai figli, è caduto in provincia di Rovigo, l'uomo è stato denunciato ed allontanato dalla casa familiare. Migliorano le condizioni di Daniele Bariletti, il 24enne pestato la notte di Ferragosto in una nota discoteca di Jesolo. I genitori chiedono giustizia mentre gli inquirenti indagano per lesioni aggravate da futili motivi. Un presidio fisso ai giardinetti davanti alla stazione di Treviso per porre fine ai bivacchi dei migranti. L'ha deciso l'amministrazione comunale che chiede alla prefettura anche l'impiego dei lagunari. Dopo l'aggressione a 2 donne riesplode la pericolosità della zona della stazione di Padova. I cittadini, qui è come il Bronx, sotto accusa l'amministrazione comunale. Il sindaco dov'è, dicono? Il padrone era morto lo scorso 31 luglio in un terribile incidente stradale a Milano. Ora i suoi 5 amati Labrador cercano una nuova famiglia. Questi i titoli dell'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Buonasera e ben ritrovati. Apriamo però con il nuovo, ennesimo attentato terroristico che ha creato il panico a Barcellona, accaduto poco fa lungo la via principale della cittadina spagnola. Vedete le immagini, la via, la Rambla, che in quei minuti era affollata da turisti e cittadini che camminavano. Ebbene, un furgone, come già accaduto in precedenti attentati, è piombato sulla folla, travolgendo i pedoni per 600 metri. Dopodiché gli attentatori, non si conosce ancora il numero esatto dei responsabili, sarebbero scesi armati e si sarebbero asseragliati chiusi in un vicino ristorante. Non si sa quale sia ora la situazione e se con loro abbiano anche delle persone. Il bilancio ufficiale parla di una vittima, ma probabilmente è un bilancio destinato a crescere, ad aggravarsi con il passare delle ore. Sarebbero decine i feriti. La Farnesina naturalmente si è messa subito al lavoro per contattare i nostri connazionali, tanti gli italiani, tanti anche i veneti che in questi giorni di vacanza si trovano in Spagna, si trovano a Barcellona, appunto per contattarli. Sono frammentarie al momento le informazioni, non si conosce l'identità delle persone coinvolte e anche appunto in Veneto si è innescato il tam sui social per cercare di contattare i molti corregionali che si trovano a Barcellona. Naturalmente vi terremo aggiornati se dovessero esserci delle novità. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, con la tragedia che si è consumata a Mira. Tra le mura di una abitazione un poliziotto ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. Le grida, poi gli spari, 2 e il silenzio. Tragico omicidio a Dogaletto di Mira. Erano circa le 8 quando Luigi Nocco, ispettore di polizia in servizio all'ufficio immigrazione di Marghera, ha ucciso la moglie Sabrina Panzonato, infermiera all'ospedale all'Angelo di Mestre, e poi si è suicidato. L'omicidio si è consumato qui, sulla stradina di casa, via Trieste. Nocco ha sparato alla moglie, dopodiché ha rivolto l'arma verso se stesso e si è tolto la vita. I corpi erano riversi sulla strada, appena fuori dall'abitazione, ma nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi del 118 non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche carabinieri, polizia e scientifica per i rilievi e per cercare di capire che cosa fosse realmente accaduto. Ieri sera la coppia è stata vista cenare insieme nel giardino di casa. Secondo una prima ricostruzione, Nocco, 53 anni, in mattinata avrebbe poi raggiunto la moglie Sabrina di 52 in strada durante un diverbio iniziato tra le mura domestiche, uccidendola con un colpo di pistola al collo. Poi avrebbe rivolto l'arma contro se stesso alla tempia, facendo fuoco. Sembra che da un po' di tempo Luigi e Sabrina stessero affrontando un periodo di crisi con conseguente separazione. In questi giorni l'uomo stava trascorrendo alcuni giorni di ferie. La coppia ha 2 figli, uno di 12 e una di 15 anni, che al momento della tragedia non erano in casa.
E naturalmente sgomento tra i vicini di casa che descrivono la coppia tranquilla. Sentiamo alcune testimonianze raccolte sul luogo. Sono colpi di solo. Due colpi. Tutti siamo usciti qua, tutti. C'è sgomento tra gli abitanti di via Trieste a Dogaletto di Mira, dopo l'ennesimo omicidio che vede coinvolta la provincia di Venezia. Sono increduli i vicini di casa di Luigi Nocco e Sabrina Panzonato, i cui corpi erano riversi sulla stradina. Tutto si è svolto in pochi secondi, nessuno ha potuto far nulla per evitarlo. Ho sentito gridare, lei che gridava, urlava. Si vede che lui poi l'ha seguita in strada e gli ha sparato. E dopo si è ucciso? E dopo si è ucciso lui perché i due colpi erano intervallati da 2-3 secondi, proprio uno dall'altro. Dove si occupava Maria Buie, prima sperare e dopo si occupava io, ma era la sua casa, Lucchino, era. Poi sono morto io. Gli investigatori della squadra mobile di Venezia stanno indagando, coordinati dalla procura. Si attende l'esito dell'autopsia che sarà effettuata sui due corpi nei prossimi giorni. Lei, infermiera professionista da oltre 20 anni, solare e discreta. Lui, poliziotto stimato e serio professionista, figlio di immigrati calabresi in Svizzera. Questa è la descrizione fatta dai colleghi delle vittime. Sabrina Panzonato, 52 anni, era un'infermiera professionista da oltre 20 anni, solare e discreta, sempre pronta a donare un sorriso a chi ne aveva più bisogno. Così la descrivono le colleghe del reparto di neurologia dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove lavorava dopo il trasferimento da Umberto I e da Villa Salus. Nessuna tra loro, raccontano, si sarebbe immaginata che la fine della relazione con il marito poliziotto potesse portare a questo tragico epilogo. Lui, il marito, Luigi Nocco, 53 anni, nato in Svizzera da genitori immigrati calabresi, ispettore capo in servizio alla seconda sezione dell'immigrazione a Marghera, ufficio che segue le pratiche per i permessi di soggiorno. Era in ferie fino a fine settimana. Lunedì prossimo, 21 agosto, avrebbe ripreso regolare servizio. Il poliziotto, descritto dai colleghi come persona stimata e seria, così anche dal sindacato di polizia SILP CGL, di cui era componente nel direttivo provinciale. Poliziotto attento e gentile, ma certo non rassegnato all'idea di separarsi dalla moglie, o con lui o senza di lui, così, con 2 colpi di pistola, ha posto fine alla vita di entrambi. Quello di oggi è il 4º caso di femminicidio nel veneziano in soli 2 mesi. Il 23 luglio a Musile di Piave, Maria Archetta Menella, detta Maria Arca, di 38 anni, originaria napoletana di Torre del Greco, veniva accoltellata e uccisa nel sonno dal marito Giovanni Ascione, 55 anni, dal quale voleva separarsi. A inizio luglio a Marghera altro caso di omicidio e tentato suicidio con il figlio 55enne Mauro Padoan, insegnante di sostegno, che ha ucciso a coltellate la madre ultra settantenne. Esattamente 2 mesi fa, oggi, a Chirignago, veniva servita la cena degli orrori con il duplice delitto per gelosia di Anastasia Chakurova, la 30enne russa uccisa al 5º mese di gravidanza insieme al suo fidanzato Biagio Junior Buonuomo, 31enne napoletano, uccisi per mano dell'ex insegnante 55enne di lei, Stefano Perale, che ha pure abusato di Anastasia prima di ucciderla e dopo averla narcotizzata. Una storia di violenza familiare che ci arriva dalla provincia di Rovigo. Aggredisce la moglie colpendola con una cintura. L'uomo è stato denunciato e allontanato dalla casa familiare. Frustata dal marito con una cintura anche davanti ai figlioletti. Vittima una donna di origini marocchine di 36 anni. È stata lei stessa a chiamare i carabinieri chiedendo aiuto. Quando i militari della stazione di Lendinara si sono presentati alla porta della vittima, ad attenderli c'era solo lei, che ha spiegato agli investigatori che poco prima il marito, senza apparenti motivi, aveva preso la cintura dei pantaloni e l'aveva colpita in varie parti del corpo. Ha mostrato ai militari lividi e lesioni. In casa ad assistere all'aggressione i figli minori della coppia. La donna è stata accompagnata all'ospedale di Rovigo per essere medicata. Il marito, 51enne, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate nei confronti della moglie convivente. Non era la prima volta che l'uomo aggrediva la moglie quando rincasava la sera ubriaco. Per questi motivi è stato sottoposto alla misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.
Migliorano le condizioni di salute di Daniele Bariletti, il 24enne di Pianiga, pestato la notte di Ferragosto in una nota discoteca di Jesolo. I genitori chiedono ora giustizia, mentre gli inquirenti al lavoro indagano per lesioni aggravate da futili motivi. Daniele Bariletti è uscito dal coma farmacologico cui era sottoposto dai sanitari dell'ospedale dell'Angelo di Mestre della notte di Ferragosto. Il 24enne di Pianiga sta meglio e dal reparto di rianimazione è stato trasferito alla neurochirurgia. I suoi genitori, gli amici e la fidanzata tirano un sospiro di sollievo nonostante lo shock provocato dalle conseguenze di una violenza assurda, scomposta e ingiustificata, forse per una parola o un gesto di troppo. Così, secondo gli amici che con Daniele festeggiavano il Ferragosto, sarebbe andata in uno degli angoli privé del Vanilla Club di Jesolo, al quale si sarebbe avvicinato un ragazzo italiano descritto di altezza attorno al 1,90 m, biondo e con gli occhi azzurri, di età compresa tra i 24 e i 28 anni. Avrebbe avuto in mano una bottiglia di analcolico e con quella avrebbe provocato Daniele, che gli ha tenuto fermo il braccio. Tanto sarebbe bastato per scatenare la rissa, che solo per un miracolo non ha avuto conseguenze fatali. I genitori hanno affidato a una lettera tutto il loro dolore e hanno chiesto alle forze dell'ordine di assicurare alla giustizia il colpevole. La polizia è impegnata in queste ore a far piena luce sulla vicenda e a individuare l'autore del pestaggio. Al momento l'ipotesi di reato è di lesioni aggravate da futili motivi. Gli investigatori hanno sentito molti testimoni, dagli amici che si trovavano con Daniele e la fidanzata, agli avventori della discoteca, ai gestori del locale. Fonti investigative non concordano con il fatto che l'episodio di Jesolo abbia caratteristiche similabili al violento pestaggio di gruppo che ha causato la morte dell'italiano Nicolò Ciatti a Lloret del Mar in Spagna, se non per la stupidità di una reazione violenta davanti a un fatto banale. La cronaca ora dal Vicentino: 3 stranieri, un 34enne originario del Togo e 2 nigeriani di 21 e 19 anni sono stati denunciati a Vicenza per rissa e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, nell'ambito di un'operazione compiuta nella tarda serata di ieri a Montecchio Maggiore dai carabinieri della compagnia di Valdagno e dagli agenti del consorzio di polizia locale dei Castelli. Ai 3 sono stati sequestrati complessivamente anche 25 grammi di droga. Intanto in centro storico a Thiene una rissa che è stata raccontata da un vicentino attraverso Facebook. L'uomo ha detto di essere stato colpito da 3 cittadini stranieri. Thiene, rissa in centro storico, 3 pattuglie dei carabinieri intervengono in via Dante. I passanti si chiedono cosa sia accaduto e la risposta arriva oggi su Facebook, dove un vicentino racconta di essere stato preso a calci e pugni da 4 turchi provenienti da un kebab. Il titolare del locale però ha un'altra versione dei fatti. Secondo l'immigrato sarebbe stato l'italiano ubriaco a colpire la vetrina, ma non ci sarebbe stata nessuna aggressione, e il commerciante straniero adesso rivendica la possibilità di essere lui a fare denuncia per danni arrecati al suo locale. Starà adesso agli investigatori dei carabinieri stabilire la verità. Andiamo a Treviso, dove l'amministrazione comunale ha deciso per un presidio fisso ai giardinetti davanti alla stazione per porre fine ai bivacchi dei migranti. La stessa amministrazione comunale chiede anche alla prefettura l'impiego dei lagunari per tutelare sicurezza e decoro delle aree verdi della città. Migranti accampati ai giardinetti di via Roma. Casugana dice basta e cerca di stoppare il fenomeno prima che possa assumere proporzioni più allarmanti. Fin da subito nell'area verde davanti alla stazione ferroviaria verrà predisposto un presidio fisso della polizia locale. Abbiamo deciso di istituire un presidio prolungato della polizia locale che vigilerà affinché non vi siano accampamenti di alcun tipo. Rimarrà operativo anche il presidio mobile dei vigili urbani, quello a suo tempo predisposto per controllare i giardinetti di Sant'Andrea Riviera Margherita, ma il Comune chiede una maggior collaborazione delle altre forze di polizia ed un coordinamento con il contingente dei lagunari inviato a Treviso a fine luglio proprio con l'obiettivo di vigilare i siti ritenuti più sensibili. Non basta insomma il passaggio attraverso la GIP, ma bisogna che intervengano a fianco della nostra polizia locale, dove vedano appunto situazioni come quelle che abbiamo visto nelle
nelle ultime ore di accampamenti, tende o bivacchi e intervengono in maniera decisa. Bisognerà identificare esattamente le persone che bivaccano qui come alla Piani e stabilirne la provenienza. Quel che è certo è che se di giorno le aree verdi sono frequentate anche dai richiedenti asilo ospitati nei centri d'accoglienza come La Serena, la notte a dormire su giacigli di fortuna sono soprattutto i profughi, quelli veri, quei migranti che una volta ottenuto lo status di rifugiati perdono il diritto all'accoglienza nelle strutture e si trovano di fatto in mezzo ad una strada. Se ogni comune avesse attivato lo SPRAR, questo in buona parte sarebbe un problema risolto, in quanto lo SPRAR si occupa soprattutto dell'inserimento delle persone con status o di coloro i quali hanno ottima probabilità di avere questo status e di accompagnarli all'inserimento sociale, lavorativo e all'integrazione nel senso vero del termine. E allora nel prossimo servizio andiamo a capire meglio chi sono i migranti che dormono ai giardinetti, così come negli androni del parcheggio della Piani a Treviso. Afghani e pakistani sono una trentina e fanno parte del gruppo di migranti che da qualche settimana bivacca a Treviso. Quasi tutti hanno già ottenuto lo status di rifugiati ed ora attendono da mesi il permesso di soggiorno. Fino all'altro giorno dormivano alla Piani negli androni del parcheggio, poi sono stati allontanati dalla polizia e si sono arrangiati dormendo sotto le stelle ai giardinetti in quello che qualcuno ironicamente aveva ribattezzato Camping Manildo. Ishan ha 23 anni e ci racconta in un italiano stentato l'odissea nella attesa dei documenti che consentano loro di programmare un futuro. Siete rifugiati adesso qua in Italia? Sì. Avete il permesso per restare? Sì, aspettare il documento, quando completo il documento io via con altra città, con lavoro cercare. Adesso qua andiamo con Castura sempre a aspettare un mese, 2 mesi, aspetta permesso di soggiorno, non ce l'hai, solo ce l'hai ricevuta, non ce l'hai carta d'identità, non ce l'hai carta sanitaria, questo problema è, se tu non ce l'hai documento, un lavoro non posso con te, una casa non posso con te. Vogliono potersi trovare un lavoro ed una casa, ma servono i documenti e nell'attesa girano per la città. Nel blitz dell'altra notte hanno perso coperte e plaid usati per sdraiarsi, ora dormono per terra dove capita, con un unico desiderio: andare via. Dammi documenti subito, ok, io via. Giro di vite a Campomarzo, a Vicenza, maxi operazione della questura che blinda l'area, identifica e controlla sul posto una 60ina di migranti, 5 le persone espulse, 2 i nigeriani arrestati. La risposta alla città dopo il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza organizzato ad inizio agosto. Campomarzo, osservato speciale. Il pressing delle forze dell'ordine si fa pesante. 120 uomini in campo. Il lato ovest della porta d'accesso alla città viene blindata. Contemporaneamente le auto della polizia chiudono da tutti i lati il parco. Impossibile per i tanti migranti che nel pomeriggio di ieri stazionavano in zona fuggire. Un'operazione di alto impatto, 10 le pattuglie del reparto prevenzione e crimine presenti, 2 le unità cinofile che hanno controllato, setacciato l'area e i risultati concreti non si sono fatti attendere. Sono provvedimenti concreti, come ha detto lei noi abbiamo processato la posizione di circa 60 soggetti, abbiamo 5 soggetti che raggiungeranno il centro di permanenza di Torino per la espulsione effettiva dal territorio nazionale. Tutti nigeriani, tutti senza fissa dimora, tutti richiedenti asilo e per molti sulle spalle già il mancato accoglimento da parte di diverse commissioni, il ricorso al tribunale e alla corte d'appello. Migranti, i 5 inviati al centro che arrivano da fuori provincia e che Campomarzo è diventato un'altra tappa nel loro vagare sul suolo italiano, se non territorio di spaccio, come per i 2 nigeriani di 28 anni arrestati. Uno arrestato alla mobile dopo che aveva estratto dalla bocca un involucro contenente 0,50 grammi di cocaina venduta ad un 40enne italiano, ma abituale venditore, addosso aveva 265 euro in contanti. L'altro, nigeriano, con in tasca un permesso di protezione sussidiaria rilasciato dalla commissione di Frosinone, è stato trovato in possesso di 56 grammi di marijuana e 13 dosi di eroina. L'ufficio immigrazione della questura di Vicenza per quest'ultimo ha già inoltrato richiesta alla Commissione Nazionale di Revoca della Protezione. Un lavoro certosino quello della questura berica, che ha adottato una modalità diversa di lavoro consentendo di accelerare i tempi. Attraverso un modulo nuovo che abbiamo applicato ieri, trasferendo l'attività dei nostri uffici direttamente in Campomarzo, abbiamo effettuato un primo filtraggio, ha consentito di trasferire 20 posizioni all'interno dell'ufficio della questura.
36 ore di attività che hanno consentito di controllare una sessantina di soggetti e di rinvenire alcune biciclette, probabile provento di furto, e che i proprietari potranno recuperare. Un servizio straordinario che vuole rispondere alle richieste di sicurezza della città. E intanto oggi, come ieri e come l'altro ieri, a Campomarzo tutto sembra essere tornato come prima, anche se con 5 soggetti indesiderati in meno. E torniamo alla notizia del giovane di Pianiga barbaramente picchiato in una discoteca di Jesolo, perché i componenti dello staff del locale, che si trova di fianco al parco Acqualandia, si dicono sconvolti per l'accaduto e vicini al ragazzo. Vicini al ragazzo coinvolto nella spiacevole vicenda dello scorso 14 agosto e alla sua famiglia, così l'intero staff del Vanilla Club, che si è subito messo a disposizione delle autorità per cercare di rintracciare l'aggressore. Ci siamo subito attivati per collaborare con le forze dell'ordine per il riconoscimento di questo aggressore, perché non vogliamo che all'interno del nostro locale ci siano questo tipo di episodi. Da sempre, scrive il titolare del Vanilla Club, siamo riconosciuti come uno dei locali più controllati in assoluto in Italia, dove la clientela viene selezionata accuratamente all'ingresso e dove si combatte in modo deciso lo spaccio o l'uso di stupefacenti. Quella sera stessa 2 pattuglie della polizia erano state fatte intervenire per allontanare 6 persone non gradite. All'interno del nostro locale facciamo una sicurezza abbastanza ferrea, per cui siamo stati a delle volte anche messi sui giornali per questo, però al primo posto c'è sempre la sicurezza, che tutti i ragazzi abbiano all'interno del nostro locale come all'interno anche del nostro parco di divertimenti. Anche la notte di Ferragosto gli uomini della sicurezza erano al loro posto. La sicurezza è intervenuta, ma ripeto, le forze dell'ordine erano presenti, quindi avevamo tutto il supporto necessario per comunque intervenire in qualsiasi maniera. Dopo la rapina, la mamma dei 14 fratelli Calò, aggredita in stazione mentre aspettava le figlie, e dopo l'aggressione ad una donna controllore sul tram, riesplode la polemica sulla pericolosità della zona della stazione di Padova. Un cittadino dice qui è come il Bronx, e poi altri che attaccano l'amministrazione comunale chiedendo dov'è il sindaco. Se vuole capire come funziona qui, va a fare un salto nel Bronx, poi torna ed è la stessa cosa, più o meno. Stazione di Padova come il Bronx, in giro pochi padovani e tanti turisti. Anche il sindaco Giordani delega la sicurezza in tasca e sulle Dolomiti in vacanza, ma la situazione qui è allarmante. Tanti raccontano, ma senza dirlo al microfono, che in 2 mesi il quartiere è cambiato. Sono liberi di fare quello che vogliono, ci dice chi lavora, ma ha paura delle rappresaglie di spacciatori e ladruncoli. I cittadini lasciano Padova. Io abito a San Carlo, ho appena cambiato casa apposta per questo, sono andato verso Busa, quindi siamo costretti a emigrare verso fuori perché Padova è invivibile ormai. Non il centro, perché il centro sono tutti quanti belli, perfettini, elegantini. Appena vai appena fuori la stazione, io sono nato qua, 40 anni fa i bambini correvano. L'accusa è chi governa la città è diretta, il centro un gioiello, la periferia abbandonata. Sono stata rapinata via dove c'era il Corriere una volta. Non è mai un bel passare di qua? No, cerco sempre di prendere l'autobus per camminare, perché ho preso molta paura. Qualcuno che arriva da fuori ha notato un'insolita presenza di forze dell'ordine. Questa mattina a Fatalità c'era una forte presenza di polizia, noi siamo usciti, come potete vedere lì in fondo c'erano i militari, e Fatalità al nostro binario c'era anche la polizia di Stato, perciò questa mattina non ho avuto la sensazione tangibile della pericolosità. Pattuglie dell'esercito, mitra spianati davanti all'ingresso principale, volanti della polizia in perlustrazione, polvere al binario, qualche ora di sollievo, ma il problema e la paura qui restano. E dalle vacanze sul recupero della zona stazione interviene il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Sono stati intensificati gli interventi delle forze dell'ordine, precisa il primo cittadino, che annuncia il raddoppio delle telecamere in tutta la città, compresa proprio la zona della stazione. Sarà inoltre potenziato il lavoro dei servizi sociali e incentivato l'insediamento di nuove attività commerciali con la concessione di sgravi sperimentali, provvedimenti su cui la Giunta si metterà al lavoro al rientro in città.
Tutte le forze impegnate in questi giorni hanno deciso di proseguire almeno fino a sabato le ricerche di Carla Fredducci, l'escursionista 58enne di Sesto Fiorentino, di cui non si è più saputo dopo la sua richiesta di aiuto pervenuta al 118 lunedì pomeriggio dal rifugio Bosconero. Lo ha deciso il vertice che si è tenuto questa mattina in prefettura a Belluno. Oggi è stato verificato il ritrovamento di un sacco a pelo che nulla ha però a che fare con la scomparsa della donna. Si sta pianificando nel dettaglio l'intervento delle squadre per domattina a partire dalle 7. Se la donna non dovesse essere trovata, sabato si deciderà come procedere. Ed ora torniamo con la notizia con cui abbiamo aperto il nostro telegiornale, ovvero l'attentato accaduto poco fa a Barcellona, perché siamo riusciti a raggiungere telefonicamente un padovano, Andrea Casarotto, che da anni vive a Barcellona, proprio a 200 metri da dove è avvenuto l'attentato. Sentiamo che cosa ha raccontato. Io vivo a 300 metri, 250 metri in linea d'aria, Marta. E che cosa è successo? Che cosa avete visto? Beh, noi stavamo facendo una semplice passeggiata e purtroppo abbiamo cominciato a vedere auto della polizia, camionette, moto della polizia, però andare con una fretta che mai avevo visto. E al passare di 10 minuti, un quarto d'ora, siamo riusciti a capire, abbiamo capito quello che era successo, ossia che un furgone salito sulla Rambla, diciamo sulla parte pedonale della Rambla, perché la Rambla si divide in due corsie, una che sale e una che scende, nel mezzo c'è tutto il marciapiede pedonale e quindi lì riesce a passare anche un'auto come un furgone, un mezzo come un furgone. E niente, praticamente abbiamo capito che questo furgone ha fatto quasi mezzo chilometro, quasi 500 metri, investendo svariate persone, ferendone almeno una ventina e addirittura causando 2 morti. Ecco, si è parlato di gente asserragliata nei negozi e dei terroristi in un ristorante con degli ostaggi, vi risulta questo? Allora, si parla di una persona, da quello che abbiamo capito qua, che è il conducente stesso del furgone. E niente, questa persona si è asserragliata in uno dei ristoranti dietro la boccheria o dentro la boccheria, questo io non sono ancora riuscito a capirlo, però comunque la boccheria sappiamo tutti che è un mercato molto molto frequentato e lì, da quello che abbiamo capito, c'è stata forse anche una sparatoria. Io non ho molte informazioni in più a riguardo, perché ovviamente faccio fatica addirittura a rientrare a casa mia, perché ovviamente viviamo giusto là dietro e hanno chiuso gran parte, tutta la Rambla, hanno chiuso Catalunya, come dicevo prima, hanno chiuso le stazioni delle metro, dei tram, quindi insomma si respira un po' un clima di tensione, direi. Questo dunque il racconto di un testimone che si trovava proprio a pochissimi metri da dove è accaduto questo nuovo attentato a Barcellona. Andiamo avanti con il telegiornale, con il primo controesodo estivo. C'è ancora una buona fetta di vacanzieri pronti a dare l'assalto alle spiagge, per questo il prossimo weekend sarà da bollino nero. Sarà un mix di esodo e controesodo, accoppiata da brivido, tanto che il bollino è di colore nero. Weekend fra venerdì e domenica ad alto rischio ingorghi, ecco perché Autovie Venete lancia l'allerta. Consiglio numero 1 agli automobilisti: informarsi prima di partire, guidare con prudenza e attenzione. Consiglio numero 2, meglio utilizzare la viabilità ordinaria per andare al mare. Da venerdì il primo round dei rientri a cui si sommeranno le nuove partenze. Soprattutto i turisti tedeschi e austriaci da qualche anno scelgono la seconda parte del mese di agosto e la prima settimana di settembre per le vacanze al mare, il che significa per l'autostrada un flusso di transiti molto elevato sulla A23 in direzione nodo di Palmanova, dove inevitabilmente si formano le congestioni perché i veicoli che proseguono in direzione Venezia si incrociano con quelli che arrivano da Trieste e si dirigono verso Venezia. Le prime avvisaglie del forte incremento dei flussi ci saranno già domani, con traffico intenso in A4 direzione Venezia e sostenuto verso Trieste, dove saranno possibili code e rallentamenti in entrata alla barriera di Lisert. Movimento di mezzi sostenuto anche sull'autostrada A57 tangenziale di Mestre, in entrambe le direzioni di marcia. Per sabato 19, la giornata peggiore, sarà l'autostrada A23, quella interessata dalle code più lunghe che si svilupperanno già da Udine Nord. Se necessario, Autovie chiuderà l'ingresso di Udine Sud solo in direzione Palmanova, dirottando i veicoli sui percorsi alternativi esterni. Code e rallentamenti anche ai caselli balneari del Friuli Venezia Giulia ed il Veneto, sia per chi lascia la zona di vacanze sia per i nuovi arrivi.
Domenica 20 agosto infine traffico intenso per tutto l'arco della giornata in entrambe le direzioni di marcia della A4 Venezia-Trieste. Nonostante le previsioni meteo non favorevolissime, gli svincoli in direzione delle località balneari potrebbero essere comunque interessati da rallentamenti e code. Il padrone era morto in un terribile incidente stradale lo scorso 31 luglio e ora i suoi 5 Labrador cercano una nuova famiglia. Ricorderete la tragedia del 31 luglio scorso in via Desman a Milano. È lungo quel tratto di strada all'incrocio con via Balzana in direzione Zianigo che quella sera perse la vita in moto Francesco Marchioro di Salzano. Notissimo in zona anche per la sua attività di gestore del centro fitness 041 a Santa Maria di Sala, Francesco Marchioro amava i cani, i Labrador in particolar modo. Ne possedeva 5, di 6, 4 e 2 anni, che oggi cercano casa. I parenti del 51enne non hanno infatti la possibilità di farsi carico di quegli splendidi esemplari che sono stati resi disponibili per l'adozione in coppia. I cani, riferisce la famiglia, sono vaccinati e dotati di microchip, le femmine sterilizzate. Il rifugio per cani Mamma Rosa, che momentaneamente si sta occupando dei 5 Labrador, specifica che i cani possono essere adottati nelle province di Venezia, Padova, Treviso e zone limitrofe con pre- e post-affido obbligatorio. È tutto con le notizie dal Veneto, vi lascio le previsioni meteo, grazie per l'attenzione, buona serata. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. L'alta pressione delle Azzorre continua a proteggere le nostre regioni e dunque bel tempo e saranno rare le precipitazioni. Nel dettaglio sul Veneto, bel tempo ovunque, cieli quasi completamente sereni, salvo qualche nube alta e innocua sempre sulle Alpi occidentali del Bellunese e su quelle settentrionali del Vicentino. Temperature pressoché stazionarie, massime comprese tra i 29 e i 36 gradi, minime sui 18-22 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia, sole splendente anche qui, cieli del tutto sereni. Le temperature massime sono attese in aumento tra i 32 e i 35 gradi, minime previste invece più o meno stazionarie intorno ai 20-22 gradi circa. E concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche qui avremo bel tempo prevalente, salvo qualche temporale sulle Alpi di confine centro-orientali. Le temperature massime risultano essere più o meno stazionarie sui 32-35 gradi, minime previste mediamente sui 19 gradi. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli nord-orientali sulle zone costiere e moderati al largo. Dal nostro meteo per ora è tutto, arrivederci! Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia.